Guarda, il discorso di Scott, secondo me è molto, molto semplice. E lui ha cambiato status, semplice. L'anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato. È arrivato da calciatore che comunque non era utilizzato al Manchester United, quindi da underdog, se lo vogliamo dire in inglese, da giocatore che comunque doveva tutto dimostrare, e oggi ha cambiato status Scott. Quando cambi status sicuramente le attenzioni nei tuoi confronti durante la partita, da chi prepara la partita da parte degli allenatori, sono totalmente diverse. È inevitabile che oggi McTominay venga visto in maniera totalmente diversa rispetto all'anno scorso. È semplice semplice la cosa, non è questione di adattarsi, no? Si è adattato a tutto l'anno scorso, quando abbiamo giocato con le due punte, quando abbiamo giocato 4-3-3, cioè, si è adattato a tutto, però è inevitabile che oggi è un calciatore che viene visto in maniera diversa dall'avversario, e quindi anche con accorgimenti diversi.